Bentrovati. Uno dei banditi che ha banchettato col Mose di Venezia ha deciso di parlare e ha fatto mettere a verbale che dei 5 miliardi spesi finora per l'opera, il 20%, circa 1 miliardo, è stato speso in mazzette, tangenti pagate a governatori, a sindaci, ad assessori, a consiglieri regionali, a parlamentari, a magistrati, ad alti ufficiali della Guardia di Finanza e ad altri soggetti ancora. E in un momento così grave, con gli scandali che stanno emergendo sull'Expo di Milano e appunto sul Mose, nella nuova bozza di riforma del Senato il governo vuole estendere l'immunità dei deputati anche ai nuovi senatori non eletti, ma nominati tra sindaci e consiglieri regionali, garantendo anche a chi non è eletto direttamente parlamentare la certezza di non essere né arrestato né intercettato né di subire perquisizioni senza il voto favorevole dell'Aula del nuovo Senato. Io penso sia una vergogna, chiaro e tondo. È chiaro che la casta padrona, anche con i verminai malavitosi che stanno emergendo giornalmente, continua a valere la propria impunità. E ora vado a un altro argomento. Lega, Forza Italia e pezzi del Partito Democratico hanno votato e fatto approvare un disegno di legge presentato da un deputato leghista in cui è previsto che un imputato che si riterrà danneggiato da una sentenza di un magistrato potrà richiedere un risarcimento pecuniario direttamente ai giudici e non più allo Stato come previsto dalle norme attuali. Infatti nella legge in vigore è previsto che in caso di errore giudiziario è lo Stato a risarcire il danneggiato. Eventualmente lo Stato potrà rivalersi poi sul giudice se ritiene che l'errore sia stato fatto per dolo o colpa grave del giudice stesso. Nel nuovo testo passato alla Camera, ora al vaglio del Senato, prevede inoltre l'azione risarcitoria, oltre a questi casi, anche quando c'è una manifesta violazione del diritto da parte sempre del giudice. Messa così, mi pare, dovremmo essere tutti d'accordo. Per tutti dovrebbe valere la massima: chi sbaglia paga. Paga l'ingegnere quando sbaglia i calcoli e cade il ponte che ha progettato, paga il chirurgo quando sbaglia per incoscienza o per incapacità un intervento chirurgico, paga l'artigiano che non compie il proprio lavoro con perizia e così via. Insomma, se tutti i lavoratori nel loro ambito lavorativo sono responsabili diretti ed in solido delle proprie azioni, perché i magistrati non dovrebbero esserlo? Sembrerebbe una ragione sacrosanta. Invece, se si va più in profondità al problema e senza paraocchi ideologici, le cose stanno molto diversamente. Innanzitutto guardiamoci attorno, in nessun paese europeo esiste una norma del genere. Ovunque il cittadino, vittima di un errore giudiziario, si rivolge allo Stato e non direttamente al giudice, e in qualche Stato non esiste neppure questo. Il perché è semplice: chi porterebbe a processo i potenti veri, i grandi gruppi industriali, insomma la casta padrona, come uso dire, che può permettersi uno stuolo agguerrito di costosi avvocati? Pensate all'Ilva di Taranto, dove un'intera città è stata ricattata per decenni e alla fine solo un pugno di magistrati hanno avuto il coraggio di bloccare questa situazione, mostrando tutti gli illeciti che erano stati commessi sulla pelle dei cittadini. Secondo voi, con la nuova legge sulla responsabilità civile diretta dei giudici, chi avrebbe avuto il coraggio di mettere alla sballa la famiglia Riva, titolare dell'Ilva, con il pericolo di vedersi chiedere danni milionari? Di fatto l'attuale sistema è a tutela del cittadino più debole. Già oggi molte norme, come sappiamo, non fanno che privilegiare chi può pagarsi fior di avvocati, allungando così il brodo dei processi per portare così tutto a prescrizione, garantendo loro l'impunità. La nuova legge molto probabilmente eliminerebbe l'indagine sui potenti addirittura alla radice, e così nessuno saprebbe mai la verità, ad esempio su casi come l'Expo di Milano e il Mose di Venezia. Il rischio di affrontare un contenzioso con un nugolo di valenti avvocati potrebbe spaventare e intimidire il giudice, rendendolo, visto che non deve essere necessariamente un eroe, a discapito dei cittadini che non si possono permettere dei costosi studi legali. Per cui in un processo civile o penale tra un rappresentante della casta padrona e un semplice cittadino, il giudice che non vuole avere rogne guarderà con più favore le ragioni del potente. Sarà inevitabile. E ora un po' di leggerezza con una notizia di colore. Un personaggio che ha fatto le sue fortune con le televisioni e con la televisione davanti ai giudici di Napoli, dove era chiamato in veste di testimone, quando la Presidente del Tribunale gli ha chiesto se voleva le telecamere in aula,
Durante la sua testimonianza il nostro uomo ha risposto: no, preferisco non ci siano le riprese TV. Ovviamente il personaggio in questione è Berlusconi, che così ha cambiato il suo classico mi consenta con il no, non consento. Come cambiano i tempi. Ci vediamo giovedì prossimo.